Bene, benvenuti a tutti, buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti al terzo appuntamento di Game Zero. L'appuntamento di oggi è davvero speciale perché oggi abbiamo la fortuna, siamo all'interno del programma del Pordenone Docs Fest e per l'occasione abbiamo avuto il piacere di invitare Pietro Righiriva e Andrea Lucco Borlera. Pietro Righiriva, cofondatore, game director e producer di Santa Ragione, uno studio indipendente che dal 2010 ridefinisce il concetto di videogioco d'autore, con titoli che molti di voi avranno amato, come Wheels of Aurelia o il suggestivo Saturnalia. Il loro ultimo titolo, Horses, è finito al centro di un acceso dibattito mediatico, non solo per il suo stile crudo e surreale, ma anche a causa di una vera e propria forma di censura subita da Steam e altre piattaforme di distribuzione. Oggi scaveremo dentro questa vicenda e lo faremo non solo con Pietro, ma anche con la mente creativa dietro l'opera, Andrea Lucco Borlera. Per incuriosirvi ulteriormente, sappiate che al termine della chiacchierata potremo vedere, grazie a Gabriele che è qui con noi, il gioco in azione con un gameplay live che durerà circa una quindicina di minuti, quindi vi invito a rimanere fino alla fine. E adesso per iniziare vi chiedo di fare un grande applauso per i nostri ospiti. Allora, inizierei con te Pietro, perché prima di arrivare ad Orsis mi piacerebbe partire dalle origini di Santa Ragione e ti chiederei di raccontarci un po' in particolare quelle che sono state le origini fondamentalmente dello studio che nasce negli anni 2010 in un momento di particolare fervore per l'industria indipendente che inizia a trovare diciamo nuove forme, nuovi spazi e mi chiedo appunto se puoi raccontarci un po' le origini dello studio e quali sono state le prime produzioni che avete seguito, perché so che non siete partiti dal videogioco come medium. Beh, prima di tutto forse vale la pena dire che Horses non è un documentario, nonostante questa collocazione vorrei chiarire questo fraintendimento per chi conoscesse l'opera che magari si fa delle domande. Riguardo a Santa Ragione è vero, noi abbiamo cominciato con un gioco da tavolo che è stato prototipato e concettualizzato all'interno, cioè da un gruppo di compagni di università. Stavamo facendo un design della comunicazione al Politecnico di Milano, quindi eravamo tutti in un ambito che aveva anche a che fare con la grafica e quindi abbiamo preparato questo prototipo che aveva l'aspetto di un prodotto che poi è stato raccolto da un editore che l'ha pubblicato e da lì per fare questo primo contratto di pubblicazione di questo gioco nato tra amici abbiamo fondato una società per ragioni più diciamo burocratiche più che altro e poi ci siamo trovati con questa società e col fatto che non sapevamo bene cosa fare delle nostre vite e quindi abbiamo cominciato a esplorare l'idea che era quella che ci affascinava di più di fare effettivamente dei videogiochi. Ma proprio perché venivamo da un contesto non tecnico, cioè da una formazione creativa, artistica e non tecnologica, i nostri primi lavori diciamo, erano molto improvvisati da quel punto di vista, finché abbiamo incontrato Paolo Taglier, che è stato per anni il nostro direttore tecnico, che invece aveva un background da ingegnere e che ci ha permesso esatto, di fare un po' un salto di qualità con Mirror Moon EP, che è il nostro gioco di esplorazione spaziale e primo in realtà grosso progetto commerciale in cui è effettuato effettivamente un videogioco e poi da lì insomma è arrivato il resto. Mi interessava soffermarmi anche un po' su Wheels of Aurelia, che è uno dei vostri lavori più noti e più particolari anche, ovvero si tratta di un videogioco che è una sorta di road movie interattivo, correggimi se sbaglio, Eccolo. e è ambientato nell'Italia degli anni 70 ed è, secondo me, apertamente anche in dialogo con il cinema, in un certo senso io ci ho visto qualcosa, cioè mi viene in mente il sorpasso di Dino Risi, ecco, o Easy Rider, ecco, è più in generale probabilmente anche legato ad una tematica relativa al viaggio come forma di narrazione, ecco. In un medium che è spesso legato al fantastico, all'evasione, diciamo la maggior parte della produzione videoludica comunque ha come ambientazione dei mondi diciamo che sono lontani da quello della realtà. Eh, diciamo, mi interessa sapere come siete arrivati a concepire l'idea di lavorare con un mondo così cronologicamente
Sì, il progetto nasce proprio dal rifiuto di questa estetica dominante nei videogiochi fantasy appunto di combattimento, di guerra, di conflitto, di poteri, superpoteri, mostri, eccetera, e dalla sensazione che fosse praticamente un tabù parlare di realtà con il mezzo dei videogiochi. Quindi proprio questa sensazione è stata uno dei punti di partenza per Wheels of Aurelia. E l'altro è proprio il sorpasso che tu citi, ma che è stato effettivamente dal giorno zero, dalla primissima serie di slide di pitch che abbiamo messo assieme prima del primo prototipo, il punto di riferimento su come volevamo che funzionasse il gioco. Cioè un gioco in cui si parla di cose, ma in cui non c'è una storia. E ci serviva proprio questa cornice per raccontare gli elementi così separati tra loro dell'Italia degli anni 70 che integrare in una storia, diciamo, strutturata sarebbe stato molto difficile e anche artificiale. Invece, tramite lo strumento del racconto on the road, in realtà non avendo effettivamente una destinazione, ma essendo il tema il viaggio stesso, hai la possibilità di inserire tutta una serie di elementi, anche slegati tra loro, che ti danno uno scorcio, un'immagine di un tipo di persona, un lato della società, un momento politico. E questo è il gioco. Di fatto incontri una brigatista, incontri un terrorista, incontri un tifoso della Juve, incontri poi senza fare spoiler, ma insomma personaggi che attraverso le loro storie personali raccontano un lato di quella società che noi non conoscevamo e non conosciamo ancora, ma che avevamo, diciamo, la sensazione cioè di questo mondo che apparteneva alla generazione dei nostri genitori, che ci sembrava nascondere dei, dei significati, anche delle motivazioni che potessero spiegare il nostro presente e che però nella nostra vita non avevamo mai avuto l'occasione di indagare. Quindi questo gioco è stata un po' questa opportunità di andare a vedere il mondo in cui vivevano loro e provare a rispondere a delle domande tramite queste storie simboliche che abbiamo ricostruito grazie al lavoro dei We Are Muesli, che sono un altro studio di Milano indipendente, ancora più indipendente del nostro, che sono gli autori di tutte le storie che compaiono nel gioco, e loro hanno ancora una sensibilità ancora più sviluppata su quegli anni, quei temi, e che hanno dato vita ai personaggi del gioco. Per gli porgere una domanda, perché mi interessava spostare la discussione sul rapporto tra rappresentazione e realtà, fondamentalmente, perché di fatto ci troviamo all'interno di un evento che si trova all'interno di un festival del documentario, quindi è impossibile non arrivare a parlare anche di questo. Il documentario nasce fondamentalmente con l'idea di osservare il reale, ma spesso penso ad esempio all'atto di uccidere di Joshua Oppenheimer o più recente Le Flats di Alessandra Celesia, introduce elementi di messa in scena o di finzione anche per rendere ancora più incisivo il racconto. Nei videogiochi invece il processo è fondamentalmente inverso, mi viene da dire. Cioè si costruiscono dei mondi artificiali ma che possono comunque parlare della realtà in qualche modo. Secondo te quali sono i punti di contatto fra questi due modi e approcci di lavorare e quanto secondo te il pubblico, il fatto che il pubblico non sia solo spettatore ma parte attiva, partecipa attivamente e cambia il modo in cui si può raccontare e far emergere il reale anche. Mi rendo conto sia una domanda Sì, complessa, molto complessa. Vabbè, innanzitutto vi ringrazio per averci invitato. Punti di contatto. Mi sembra che in generale c'è sempre una ricerca di un qualcosa che sia vero, di una verità. Io personalmente mi trovo favorevole nell'idea che nei documentari a volte sia anche necessario dei momenti di messa in scena per magari riuscire a restituire qualcosa di vero che ha bisogno di una costruzione per essere restituito al pubblico, quindi l'occhio sensibile del regista, del documentarista si rifà la messa in scena per costruire qualcosa che considera vero di quello che ha
osservato per restituirlo al pubblico. E sì, quindi mi sembra che riuscire a catturare qualcosa di vero sia l'elemento più importante, e anche alla fine nel cinema di finzione noi sappiamo che è tutta una messa in scena, una finzione, però comunque anche confrontandosi con molti autori, comunque c'è sempre questa idea di riuscire a restituire qualcosa, un momento, anche solo un momento di verità. E in quei momenti in cui magari sei tu spettatore in una sala e guardando un film ti trovi di fronte a quel momento di verità, quella secondo me è un po' la magia del cinema, quando si riescono a cogliere quei momenti all'interno di una finzione costruita. E nei videogiochi io non so quale sarà la strada fra dei decenni, come si evolverà il gioco fra decenni. Al momento sì, ovviamente c'è una finzione più estrema, nel senso che si creano dei mondi virtuali, quindi una totale finzione, e quindi la connessione al reale è più distante, però secondo me si può iniziare a un po' emanciparsi dal videogioco in senso più generale per come l'abbiamo conosciuto. Ancora oggi comunque, come diceva prima Pietro, ci sono dei generi che sono predominanti, come ad esempio il fantasy o il sci-fi, e c'è sempre, molto spesso c'è un certo tipo di estetica che sembra tutta uguale, è molto conforme, c'è è come se i creativi avessero questo mindset da videogioco, e quindi queste estetiche, i temi sono molto simili tra loro, e non ci sono poche opere di rottura. E da un lato, secondo me, concentrarsi e trattare dei temi che hanno più aderenza con la realtà, come fa Santa Ragione, secondo me è essenziale, e interrogarsi sul presente è qualcosa di assolutamente necessario, considerati anche i tempi in cui viviamo. Ad esempio, recentemente mi è capitato di vedere il trailer di un videogioco, Battlefield 6, che era da un po' di tempo che non vedevo, non sentivo parlare di giochi che parlavano di conflitti bellici, e venendo da un periodo comunque in cui abbiamo sentito parlare moltissimo diciamo, di guerre, di eventi bellici, vedere questo trailer dove c'era una spettacolarizzazione della guerra mi sembrava estremamente fuori contesto, fuori tempo, di cattivo gusto, e quindi cioè il videogioco non si può più permettere in un contesto sociale dove gli eventi sono così importanti e hanno un impatto sulle nostre vite, sul nostro sentire. I videogiochi non possono più, come dire, rimanere un qualcosa di staccato dal reale, almeno dal mio punto di vista. Ed è anche una cosa un po' mi sembra che comunque è un qualcosa che avviene sempre, è venuto sempre nel corso del tempo, quando ci sono gli eventi della storia che si presentano, poi alla fine anche l'arte inizia a come dire sì, esatto, pensiamo ad esempio al neorealismo e a quello che è venuto prima. Infatti mi viene in mente, diciamo, alla luce di quello che hai detto, tu pensi che questo medium, il videogioco, stia entrando in una fase in cui deve confrontarsi sempre di più con il presente, o che si arriverà, diciamo, a questo modo di fare, di confrontarsi con dimensioni politiche, sociali, culturali, un po' come è successo fondamentalmente al cinema d'autore e al documentario? Cioè, secondo te arriverà o stiamo entrando in questa fase? Sì, è un po' una situazione
è un po' diverso, nel senso che c'è questo, c'è un libro di cinema di Veronica Pravadelli che parla delle donne nel cinema come sceneggiatrici, come registe, come attrici, come autrici. E in questo libro lei racconta che negli anni 10, quando non c'era ancora il sistema produttivo hollywoodiano che poi diciamo, si è consolidato nel decennio dopo, i produttori dell'epoca di cinema iniziarono a scritturare molte sceneggiatrici donne perché ritenevano che le donne fossero più portate per trattare temi più maturi, perché volevano che il cinema, oltre a creare prodotti di mero intrattenimento per le masse, volevano anche dei prodotti più seri, più interessanti, perché puntavano al pubblico borghese, perché il cinema in quel periodo era più considerato proprio intrattenimento basso per le masse. E quindi è interessante che c'è stata Nickelodeon. È interessante che c'è stata questa spinta da parte dei produttori per accalappiarsi il pubblico borghese, e quindi da un certo punto di vista alla fine i borghesi, per quanto riguarda le rivoluzioni, c'entrano sempre, e quindi però purtroppo per fortuna non lo so, oggi non c'è questa distinzione così netta tra il popolo, la plebe, e quindi forse non c'è stata questa spinta, e quindi mi sembra che il percorso dei videogiochi sia un percorso un po' più lento, meno esplosivo rispetto a quello del cinema. Non c'è una spinta, cioè è un po' tutto nelle mani di piccoli autori o sviluppatori, e piano piano certe convenzioni poi vengono integrate anche nei progetti più grandi, e certe soluzioni espressive. Quindi però sì, io comunque un'evoluzione l'ho vista negli ultimi 20 anni, quindi sicuramente adesso ci sono delle opere estremamente interessanti se guardiamo al panorama videoludico e lo rapportiamo rispetto al passato. Poi ci sono ovviamente tutta un'altra serie di problematiche, tipo il fatto che tutto è gestito dagli algoritmi, c'è poca curatela, ci sono un sacco di pubblicazioni, quindi ci sono varie problematiche, oltre, diciamo, alla democratizzazione dello sviluppo dei videogiochi. Certo, è un percorso più lento, però diciamo che comunque il ruolo dell'industria indipendente è sicuramente anche quello di favorire, perché uno studio come Santa Ragione appunto si occupa anche in qualche modo di favorire una sorta di cambiamento, ecco, mi pare di intercettare da quello che avete appena finito di dire. Ecco, questo cambiamento arriva anche un po' con Allseas, e diciamo mi piacerebbe che ci raccontassi un po' della genesi di questo progetto, perché è un progetto che ha una forma molto particolare, anche diciamo difficile da incasellare, direi. Ti chiederei di spiegarci che tipo di gioco è innanzitutto, e poi raccontarci magari anche come nasce, come si è sviluppato il processo creativo nel tempo. Allora, sì, diciamo devo andare a ritroso di un po' di anni, perché comunque è un progetto che è figlio di un me abbastanza più giovane. Allora, vabbè, io il decennio scorso ho studiato cinema all'università, però ero appassionato di cinema e videogiochi. Studiando cinema con i miei colleghi eravamo un po' tutti appassionati di un certo tipo di cinema d'autore, abbastanza audace. Erano comunque degli anni di studio dove guardavamo tanti film, e sì, ci piacevano questi film magari un po' più audaci, di autori europei, asiatici, americani, che trattavano temi anche forti,
e da giocatore non vedevo, non ravvisavo un qualcosa di equivalente nei videogiochi. E allora, anche molto pragmaticamente, ho pensato ma sarebbe una nicchia interessante da esplorare a livello anche di posizionamento personale, perché ho avuto sempre questa idea di sviluppare videogiochi. E allora, diciamo, Orsis nasce da questa idea di portare questa autorialità che è presente nel cinema nel videogioco, che ad esempio era molto, nel videogioco si possono giocare molti giochi horror, però è più un horror, diciamo, più da spavento magari, molto spesso, e quindi c'era questa idea di portare un certo tipo di autorialità un po' differente, e quindi inizialmente avevo questa idea avevo questa immagine in testa di persone che agivano guidati da istinti pulsionali animaleschi, e poi via via si è evoluta, è diventata più complessa. Inizialmente l'idea era parlare un po' di queste dinamiche di potere, di sottomissione, di disumanizzazione dell'individuo. C'era una sorta di excursus che partiva c'erano dei rimandi al secolo scorso, quindi c'erano delle reminiscenze di totalitarismi del secolo passato, e per poi era intesa come una parabola che poi arrivava fino ai giorni nostri, e illustrare come si era evoluta, diciamo, questa idea di sottomissione, di prevaricazione dell'individuo attraverso i decenni. E poi via via il progetto abbiamo anche dovuto ragionare sul tipo di scope, come si dice, la dimensione del progetto per renderlo sostenibile, e quindi il progetto è stato ridotto a una prima parte che si rifà più ai totalitarismi del secolo scorso, che a quanto pare sembra un po' sono ritornati di attualità, perché nella mia idea originale io volevo parlare del presente, come che c'erano certi aspetti del presente che subdolamente erano anche peggiori rispetto a certe dinamiche del passato, però mi sembra che adesso comunque alcuni temi sono tornati di attualità, quindi non lo so, per fortuna o sfortuna è andata così. Almeno da parte mia. Beh, decisamente per sfortuna. Per sfortuna. Ecco. Ma mi viene in mente una cosa, che cosa ti ha spinto, visto che hai detto prima che tu provieni da un percorso di studi legato al cinema, ecco, che cosa ti ha spinto a scegliere questo medium per esprimere quest'idea, anche queste tematiche, appunto hai evidenziato come videogioco parli della tematica del potere, delle dinamiche di controllo fondamentalmente, e anche magari che cosa ti ha ispirato inizialmente, quali film, diciamo, hanno plasmato questo immaginario? Ma allora, perché ho fatto un videogioco, io ho sempre avuto un po' il pallino della regia da parte cinematografica, e quindi magari ho realizzato alcuni cortometraggi durante l'università. Ho sempre avuto un po' delle idee abbastanza audaci, diciamo così, e quindi essendo una persona di base abbastanza insicura, mi interrogo sempre sul perché le altre persone dovrebbero darmi credito, come ho una difficoltà magari all'idea di coinvolgere altre persone e far abbracciare i miei progetti, e quindi inizialmente tra il fare videogiochi o fare film ho pensato fosse più nelle mie corde fare videogiochi, così che potessi realizzare anche a volte in autonomia, lavorare magari con i modelli 3D piuttosto che coinvolgere degli attori, considerate le idee un po' particolari.
E col senno del poi mi sono reso conto che forse fare videogiochi è molto più complesso e lungo di fare film, e quindi mi sono dato un po' la zappa sui piedi. Però sì, c'è stata magari un elemento di estraniazione dalla realtà e volersi un po' inchiudere in un mondo virtuale dove devi interfacciarti solo con modelli 3D e software vari. Poi in realtà durante lo sviluppo i momenti che ho apprezzato di più nello sviluppo sono stati quelli, ad esempio, quando andavo in giro con mio padre per fare i video che poi sono stati inseriti nel gioco. Allora nel gioco serviva magari un'accetta che tagliava un pezzo di legno, allora andavamo dal falegname che ci tagliava la legna, o ci serviva, non lo so, qualunque cosa che ci serviva, andavamo in giro a cercarla, e quelli sono stati i momenti. Quindi diciamo la connessione col reale è stato il momento un po' più appagante del lavoro. E come siete entrati in contatto? Tu e Pietro, tu hai santa ragione, diciamo. Vuoi parlare tu? Faccio io. Allora, noi inizialmente ci eravamo conosciuti perché Pietro era insegnante in un modulo di un master in game design e game development che ho frequentato alla Yulm di Milano, e in quel master io ho sviluppato un prototipo che era, diciamo, l'inizio del gioco, molto acerbo, una versione molto più acerba. In seguito ho continuato a sviluppare questo prototipo, l'ho, diciamo, abbellito, ho creato questa demo che ho presentato a qualche festival, e poi ho scritto la sceneggiatura dell'intera storia. Dopodiché ho iniziato a cercare dei fondi per completarlo, per terminarlo, ma c'era anche comunque ero molto inesperto, quindi col senno del poi ero molto ottimista sulla cosa. e a un certo punto sono arrivato a un momento in cui mi sono reso conto che probabilmente non sarei riuscito a trovare i fondi per completarlo, e poi casualmente ho rivisto Pietro a un festival di Genova che si chiamava Game Happens, e lui poi mi ha invitato nel suo studio, ci siamo visti, ci siamo confrontati sul gioco, sul progetto, io ho fatto leggere un po' una prima bozza della sceneggiatura e lui mi ha detto: ma sai che c'è, facciamolo. E che poi, non so, penso che alla fine è stato lui la persona più folle di tutta questa operazione, perché era oggettivamente una follia a ripensarci, però mi sembra sia andato più o meno così. E Pietro, mi piacerebbe introdurre adesso la questione che ha accompagnato il percorso di Orsis. Ma prima di parlare di quello volevo dire due cose sul tema della realtà, certo, che abbiamo lasciato indietro, che secondo me si legano molto a Orsis, che c'è questo elemento di cui non si parla abbastanza, la difficoltà del raccontare dei personaggi nel videogioco. E quando si parla di realtà necessariamente ci si confronta con dei fatti e degli eventi e delle realtà individuali o sociali che non prevedono variazioni, che non prevedono realtà alternative o comunque non necessariamente. Parlando in pratica, quando le persone giocano ai videogiochi non si aspettano che il proprio protagonista, il proprio avatar si comporti in maniera diversa da quello che vogliono fare loro. Okay. Per esempio, noi una delle critiche che abbiamo ricevuto su Wheels of Aurelia è che la protagonista all'inizio fa delle battute sul fatto che deve comprare un pacchetto di sigarette, e noi avevamo dei giocatori americani che dicevano: ma io non fumo. Io dico: ma non mi frega niente se tu non fumi, il mio protagonista fuma. E quindi è la storia di questo personaggio, e quest'idea di giocare la storia di un personaggio che non sono io non è per niente digerita.
Tant'è che tanti protagonisti dei videogiochi sono dei gusci vuoti, che non hanno opinioni, hanno degli obiettivi e delle storie super generiche, salva mio fratello, sì, va bene. Però invece quando si parla di realtà e si parla di storie più complesse, si introduce questa problematica di allineamento tra avatar e giocatore-giocatrice. E l'altro lato della medaglia di questa storia è l'aspetto della simulazione. Quindi, se da un lato le storie individuali sono difficilissime da raccontare per questo motivo, dall'altro c'è questa illusione che gli ambienti e i mondi simulati abbiano un livello di realtà intrinseco perché oggettificati da degli algoritmi. Cioè in SimCity, che guarda caso è uno dei pochi giochi che almeno come obiettivo parla di realtà, uno dei modi più sicuri per vincere è fare una tassazione regressiva, cioè tassare i poveri tanto e i ricchi poco. Okay? E cioè, tu applicando questa strategia vinci il gioco. Quindi il gioco ti sta dicendo la realtà è che se facessimo questa cosa il mondo andrebbe meglio. Quindi c'è questa opinione politica nascosta dentro un algoritmo apparentemente oggettivo che in realtà è insidiosa perché come pubblico non siamo abituati a interpretare questi mondi simulati come in realtà delle rappresentazioni soggettive delle persone che li hanno creati. Quindi ci sono ancora questi due elementi assolutamente irrisolti e che probabilmente sono uno spazio in cui bisogna lavorare per approcciarsi alla realtà con questo mezzo. Certo, tu dici fondamentalmente il pubblico deve essere ancora educato in qualche modo a percepire, soprattutto per quanto riguarda sì, e dall'altra parte dobbiamo noi costruire invece un linguaggio di interazione che permetta di raccontare queste storie o di interpretarle in maniera più onesta, più diretta, più significativa. Certo. E mi sposterei sulla questione, no, figurati, è assolutamente interessante quello che hai detto. Mi sposterei adesso a parlare della questione, ritornando ad Orsis, della questione del ban, perché appunto è la tematica che ha accompagnato il percorso del gioco di quest'anno. Insomma, chiaramente credo ci sia della curiosità in sala per tutti da parte di tutti di scoprire qualcosa, di quali motivazioni vi sono state date fondamentalmente per diciamo per motivare la censura, diciamo, l'esclusione dalla piattaforma e poi anche da diverse altre fondamentalmente. C'è qualcuno nel pubblico che non sa che Orsis è stato bandito dalla distribuzione su Steam? Tutti lo sappiamo. Ok, quindi sì, non c'è bisogno di spiegare cosa è successo. Dal punto di vista dei retroscena, purtroppo io non ho delle cose nuove, segrete da condividere con voi che non avete mai sentito prima, perché da quando la notizia è uscita noi siamo stati estremamente trasparenti su quello che era successo e purtroppo siamo noi che non abbiamo avuto delle risposte concrete sulle motivazioni, nel senso che sin dal principio e le motivazioni che sono state allegate al blocco del gioco sono state estremamente vaghe e non c'è mai stata una disponibilità a confrontarsi sui contenuti, nel senso che noi abbiamo passato un anno e mezzo a scrivere a Valve dicendo ragazzi dai, diteci cos'è che non va bene nel gioco, lo cambiamo, non fa niente, non siamo artisti di quel tipo, siamo disposti a fare qualunque tipo di compromesso pur di vendere questa cosa, ma loro non hanno assolutamente voluto entrare nel dettaglio sui contenuti, sui personaggi, sulle scene, su quello che doveva essere dal loro punto di vista problematico che impediva la distribuzione, tant'è che ad oggi ancora noi non sappiamo di preciso cosa ci fosse in quella build originale che ha causato il ban del gioco. Sì, è una cosa incredibile fondamentalmente. Il fatto che vi siano date delle motivazioni fondamentalmente aleatorie che non chiariscano la posizione, diciamo, della compagnia, però appunto secondo me questa cosa apre una riflessione più ampia, ovvero in un mercato che è dominato, diciamo, da queste piattaforme che sono allo stesso tempo uno spazio di distribuzione, uno spazio anche culturale in qualche modo. Che cosa significa secondo voi parlare di libertà autoriale quando ci si deve interfacciare per forza di cose con questo tipo di meccanismo? Il problema di fondo è proprio strutturale, cioè di fatto stiamo parlando di un attore che ha le responsabilità e il potere
che di solito noi riconosciamo diciamo, ai fornitori di servizi generali al cittadino, tipo la distribuzione dell'acqua o la distribuzione dell'energia, che non possono essere vincolate da decisioni politiche, curatoriali, editoriali. Cioè, non possiamo, proprio c'è il concetto per esempio di net neutrality. Chi fornisce servizi a internet, Fastweb, Wind, Vodafone, eccetera, non è che possono decidere loro di oscurare dei siti perché non gli piacciono. Per questo sito non mi piace, io sono un'azienda privata, non te lo do. Ok? Così come l'azienda che distribuisce l'acqua non può togliere l'acqua alla casa della persona che gli sta antipatica. Il problema è questo, il fatto che Steam si è trasformata in un monopolio di distribuzione per cui qualunque videogioco viene prodotto e venduto passa dal loro team editoriale, che quindi purtroppo non può permettersi le stesse libertà che può avere il negozio di provincia che dice no, a me questo gioco non piace, non lo metto sullo scaffale, perché se no nella pratica è un'espressione di censura che decide questa cosa artistica è accettabile, questa cosa non è artistica, o anzi è artistica e non mi piace, non è accettabile. E non vedo soluzioni a questo problema che non passino dal legislatore, onestamente. Quindi dal punto di vista di un produttore, quali potrebbero essere delle soluzioni, diciamo anche dal punto di vista legale, come pensi si possa agire fondamentalmente? Purtroppo sono molto, molto limitate, nel senso che l'unica via è fare lobbying in Unione Europea, dove vengono prese le decisioni sul libero mercato e su questo tipo di, diciamo, limitazioni e regolamenti che potrebbero influire sui poteri decisionali di Valve. Nella pratica del nostro caso specifico non si può fare niente, nel senso che sì, io posso mettermi a fare una causa a Valve, ma mi servirebbero 3 milioni di euro, 10 anni della mia vita e la voglia di rovinarmela. Nessuno ha questo, cioè, questo è un problema che trascende ovviamente il nostro, i videogiochi in generale, nel senso la sproporzione di leva legale che hanno grandi corporazioni con fondi infiniti rispetto all'individuo o alla piccola società. Beh, questa cosa fondamentalmente influenza moltissimo le possibilità anche in tema di opere che possono essere realizzate, diciamo. Mi chiedo, ci sono altre casistiche che voi avete ritenuto, cioè fondamentalmente vi siete sentiti anche presi di mira, perché io ritengo che il gioco abbia un punto di vista comunque molto politico. Secondo voi c'è una dinamica per cui siete stati presi di mira fondamentalmente per il vostro... Stai chiedendo, c'è un complotto? No, non sto chiedendo se c'è un complotto, ma se secondo voi il fatto di mettere all'interno del gioco una prospettiva politica possa contribuire ad aver, diciamo, causato questa è una sensazione, come dire. Poi Andrea, cosa ne pensi? entriamo nel ramo dell'opinione. No, secondo me no. Secondo me c'è stato, come spesso accade, hanno visto chi ha recensito, chi ha trattato il gioco, probabilmente lo ha ritenuto un qualcosa di poco familiare rispetto alle tipologie di videogiochi che era abituato, e infatti molto spesso molte persone ci hanno detto ma io non avevo mai giocato, provato qualcosa di simile, quindi una cosa molto particolare. Tendenzialmente quando un'opera, un lavoro ha degli elementi un po' estremi, un po' audace, che tratta determinate cose in una maniera forte, ci può essere questo atteggiamento di arretramento su posizioni difensive. Almeno la mia idea è che loro l'hanno trovato qualcosa che poteva essere problematico, e quindi ci hanno dato una giustificazione generica, hanno preferito non avere a che fare con il nostro gioco, perché potenzialmente
hanno fiutato qualcosa di problematico. Secondo me forse neanche loro avrebbero saputo dirci nello specifico quali erano le cose che non gli andavano bene. Secondo me è proprio il gioco come tutt'uno, che per loro era, non lo so, non è scomodo secondo voi? Sì, no, non penso abbiano fatto delle valutazioni in tema da un punto di vista politico. Penso più che altro sono allertati per l'opera in sé che hanno ritenuto problematica, non lo so. Ok, no, mi viene in mente perché io ritengo che diciamo, nel panorama diciamo, della maggior parte di molte delle produzioni attuali comunque insomma fuggono un po' questo aspetto politico, per questo ve lo domandavo, non per, per gridare al complotto, ecco. No, ma secondo me non siamo neanche arrivati a quello, sinceramente. Comunque in generale io condivido, secondo me comunque c'è un problema di libertà autoriale. Se ad esempio in questo festival ci sono moltissimi documentari, se li dovessi immaginare come videogiochi, una sorta di docu-game, secondo me molti di questi documentari potrebbero essere considerati problematici, intesi come videogiochi sulle piattaforme di distribuzione videoludica, perché c'è ancora un po' questa idea che il videogioco deve essere un po' innocuo, e anche da parte dei produttori ma anche del pubblico molto spesso. Volevo aggiungere su questo tema che proprio forse questo è l'approccio politico, cioè politicamente si ritiene che il sesso e la violenza siano temi da trattare in un contesto di puro intrattenimento, quindi sì Mortal Kombat, sì gioco pornografico, quando invece questi stessi linguaggi vengono utilizzati, questi temi vengono utilizzati per parlare di politica e di società, allora attiva quel tipo di reazione preoccupata e spaventata che, dice giustamente Andrea, mette in crisi quella che però è una visione politica che è molto allineata con il puritanesimo americano e il post-capitalismo come lo intendiamo e lo percepiamo nelle nostre vite tutti i giorni. Ma mi chiedo, forse il fatto che ci sia ancora questo gap in un certo senso può essere dovuto al fatto che, come dire, come medium non sia ancora sufficientemente entrato nel dibattito pubblico come, diciamo, un linguaggio di fatto culturale, di espressione culturale. Beh, sicuramente in Italia sì. In altri paesi c'è sicuramente una maggior consapevolezza, ad esempio se prendiamo quest'anno, no, l'anno scorso ha vinto come miglior gioco dell'anno un gioco francese, Expedition 33, e il presidente Macron si è congratulato pubblicamente con gli sviluppatori, quindi sicuramente la Francia sta molto più avanti. E no, Giorgia Meloni non mi ha fatto nessuna congratulazione, purtroppo. Se guardiamo ad esempio a livello di continuità autoriale tra il cinema e i videogiochi, forse in Giappone c'è una continuità, nel senso sì, ha una forte identità anche molte opere giapponesi con un valore culturale, dimostrano una continuità diciamo, dell'arte giapponese. Forse in Europa, l'est Europa o il panorama mitteleuropeo c'è un panorama anche a livello culturale più interessante. In Italia mi sembra che siamo molto indietro, oltre al fatto che pare ci sia anche questo problema che non c'è un grande come dire, refill generazionale, nel senso che i giovani, le generazioni molto giovani sono più disinteressate ai videogiochi come li abbiamo fruiti noi, magari giocano grandi giochi come Roblox, Fortnite, Minecraft, ma a parte quelli non si discostano molto, e quindi chiaramente a livello culturale qualcosa sta emergendo rispetto
anche solo a 10 anni fa, però comunque non c'è un grosso dibattito culturale, non c'è una grossa considerazione. In realtà è un peccato perché ci sono tantissimi esempi che dimostrano che il videogioco come medium è perfettamente in grado di parlare di attualità, a volte anche in maniera più, come dire, è più sul pezzo di altri media, quindi sì, ci vorrebbe forse è che forse ogni paese ha bisogno di quel videogioco che un po' fa da rampa di lancio per attivare un dibattito pubblico, una maggior considerazione. Non so, magari in Polonia The Witcher è stato un trampolino di lancio e quindi c'è un maggior fermento culturale, dibattiti, discussioni. In Italia forse siamo in una bolla un po' più apatica rispetto al videogioco. Sì, Non so se volevi... infatti, come dire, molto spesso in Italia il mondo del videogioco è molto spesso legato alle fiere o a degli ambiti che diciamo che non sono propriamente degli spazi culturali. Ecco. Secondo voi che cosa si può fare per... cioè, l'obiettivo stesso di questa rassegna fondamentalmente è anche un po' quello di introdurre la discussione su questo tipo di temi. Ma secondo voi che cosa può essere fatto per aiutare l'alfabetizzazione in un certo senso del pubblico italiano? Diciamo che è anche una questione di linguaggio nel senso che quando mi chiedono di consigliare un videogioco che esprima, diciamo, quello che abbiamo detto, il valore artistico, il messaggio che porta avanti i trattati, a volte ho un po' di difficoltà nel consigliare un gioco perché chi non gioca a videogiochi, ad esempio, gli manca delle competenze proprio a livello di comprensione del linguaggio che hanno i videogiochi, gli manca un background culturale che quindi ogni volta che giochi a un videogioco tu ti rifai ai videogiochi precedenti, alla cultura pregressa che hai, e quindi non è semplice, soprattutto come diventa ancora più problematico se, come ho detto precedentemente, non c'è le nuove generazioni poi si dimostrano magari anche poco interessate. Non lo so, vedo che stanno emergendo eventi più o meno sparsi nel territorio che piano piano iniziano a divulgare, sì. Comunque fa sempre piacere vedere le persone giovani interessate. Io ad esempio faccio l'insegnante e nelle mie classi magari vedo che ci sono quelle piccole nicchie di studenti che sono interessati a opere, però non hanno un grande accesso a dei canali di informazione che li fanno mettere in contatto con dei lavori che potrebbero essere più interessanti. Io non ho una risposta a questa domanda. Quello che posso dire è che a me piacerebbe portare avanti un percorso autoriale che punta in questa direzione, cioè che dà un punto di vista, uno sguardo diverso al videogioco e che, come dire, chi gioca ai videogiochi magari rimane sorpreso perché i videogiochi possono essere anche questo e altre cose che pensavano non potessero essere, e questo lo si ottiene anche integrando integrando delle maestranze, delle competenze che non vengono solo dai videogiochi, perché per avere uno sguardo fresco bisogna venire probabilmente da essere un po' fuori da quel mindset che parlavo prima, un po' nerd. Quindi l'ideale sarebbe dei nuovi sviluppatori, dei nuovi autori che hanno un background culturale diverso, che conoscono bene i videogiochi, ma che hanno uno sguardo sul medium diverso, più fresco,
e, e che portano con sé una concezione del videogioco diversa, che quindi può essere, diciamo, un po' illuminante per chi li gioca. Mi interessa sapere anche il punto di vista di Pietro rispetto alla questione, perché se dovessi spiegare a qualcuno che non gioca perché oggi il videogioco è un linguaggio fondamentalmente culturalmente rilevante, da cosa partiresti? Beh, intanto non sono così convinto di questa premessa. Non sei convinto? No, nel senso che abbiamo ancora veramente molto da dimostrare e il fatto che ci stiamo mettendo così tanto tempo mi rende scettico. A volte mi sento come se stessimo cercando di fare qualcosa con un mezzo che non è adatto a farlo. Come se io aprissi un negozio, poesie fatte col pane, e mi offendessi perché le persone non vogliono venire a leggere le mie poesie fatte col pane e dicono no, perché non apri una panetteria normale, il pane, vendi la pizza, perché devi vendere le poesie fatte col pane? Ok? E io mi sento un po' così, cioè a volte guardo questo mercato e dico ma forse, cioè, ci stiamo incaponendo a fare dei prodotti con uno strumento, con dei mezzi che non sono adatti a fare questa cosa, e purtroppo non ci sono tantissime dimostrazioni del fatto che in realtà ci sia poi questo potenziale, ci sia poi questa, almeno per le masse. Cioè il cinema non ci è voluto così tanto tempo per arrivare ai grandi lavori che sono stati sia di grandissima diffusione e grande successo commerciale, sia di grandissimo spessore culturale. Nel videogioco è inquietante, cioè ormai ci stiamo sbattendo la testa da 60 anni e il massimo che riusciamo a fare è The Last of Us, che comunque spara allo zombie, scappa dallo zombie, e questa roba per me cioè, mi tiene un po' sveglio la notte, sinceramente. Non so se la mia metafora della panetteria funziona molto bene, però ci siamo capiti. E quindi questo è un dubbio esistenziale profondo, ma dal punto di vista di cosa si può fare nella pratica invece secondo me la risposta è molto chiara e sono le tasse. Cioè, se Steam fattura 1 miliardo di euro al giorno in Unione Europea, il 30% lo devi reinvestire e finanziare i giovani sviluppatori di cui parlava Andrea, e se no te ne vai a fare in culo. Perché non è possibile che abbiamo questa società che viene continuamente dissanguata da queste multinazionali americane di cui non gli interessa zero del contenuto culturale, e poi ci chiediamo come facciamo a fare cultura? Intanto, cioè, la cultura non si pagherà mai da sola. Ok? Soprattutto in questo contesto che abbiamo appena illustrato, il fatto che mancano anche gli esempi di grandi successi commerciali con spessore, e soprattutto non partirà da zero così, per cui è necessario fare degli investimenti, e i soldi per gli investimenti ci sono, perché tutte le volte che vai alle grandi conferenze dell'Associazione Editori e Sviluppatori Videogiochi Italiana o tutte le alternative ci fanno vedere queste slide in cui dicono l'industria dei videogiochi vale 10 volte quella della musica, 10 volte quella del cinema. Dove sono sti soldi? Ma usciteli sti soldi. E per me il problema fondamentale è questo, alla fine, nella pratica, ma ancora una volta non è una cosa che si fa dal basso al netto di fare le rapine, ecco. Bene, io a questo punto chiederei se ci sono delle domande dal pubblico, se qualcuno ha delle curiosità per Andrea e Pietro. Allora, la domanda è se c'è spazio per la creazione di nuove piattaforme che siano indipendenti dalle grandi piattaforme dipendenti. Quindi una concentrazione più sull'autore e non su, diciamo, non su altro. Magari inizio io, poi passo il microfono a Pietro. Io non sono per niente esperto sulla materia. Posso dire che ad esempio ci sono delle piattaforme come itch.io, che è molto più orientata a videogiochi indipendenti, autori indipendenti, è molto più libera da un certo punto di vista, è molto più di nicchia. Non mi ricordo quale sia il rapporto, ma se Steam vende 100, itch.io vende 0,1, 0,5, e poi comunque è una piattaforma molto interessante, ma dove
vengono pubblicate tantissime cose, quindi servirebbe anche un grosso lavoro di curatela, che è quella essenziale per come dire, far unire chi è interessato a questo tipo di esperienze e gli sviluppatori. Quindi non saprei sinceramente. Per quanto mi riguarda personalmente, io adesso che ho fatto questa pubblicazione e stavo cercando di guardarmi attorno con l'idea magari di proseguire con un nuovo progetto, mi rendevo conto che ad esempio rispetto al gioco che ho creato faccio molta fatica a trovare ad esempio dei publisher che siano perfettamente allineati con quello che faccio io, mentre magari nel cinema qualcosa di più simile esisterebbe, ma nel videogioco non le trovo, non riesco a trovarli perfettamente che sposino questo tipo di filosofia autoriale. Non lo so, sarebbe interessante se ci fosse ad esempio un publisher come è stato, adesso non lo so ancora, ma A24 nel cinema inizialmente faceva molti film interessanti, distribuiva molti film, mi pare non ne producesse molti, ma ne distribuiva molti, e si è ritagliata quella nicchia che poi è diventata sempre più mainstream. Ipotizzo sarebbe interessante che ci fosse qualcosa di simile anche nei videogiochi, un'etichetta che diventa molto forte e poi non so se avrà poi effettivamente bisogno di piattaforme diverse da quelle che già ci sono, magari semplicemente renderà più familiari al grande pubblico e anche a chi produce un certo tipo di opere, e quindi ci sarà l'etichetta che sarà garanzia di un certo tipo di opera e di autorialità. A livello di costruire una piattaforma da zero, compagnie come Epic dimostrano che è estremamente difficile. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. È un tema a cui io ho pensato tantissimo, ovviamente, perché secondo me è proprio lì il problema. E forse l'unica risposta che mi sono dato di una possibilità sarebbe se si creasse una cooperativa di qualche tipo trasversale tra tutti gli editori e autori di piccole e medie dimensioni che creino una loro piattaforma in coproprietà, in cui possono di fatto azzerare i margini di profitto e concentrarsi sulla distribuzione dei giochi. Però nessuno ha la voglia e la forza di fare la guerra Steam diretta, no. Quindi questa cosa potrebbe avvenire solo in un contesto in cui appunto l'Unione Europea dice: Steam, sei un monopolio, non puoi più distribuire come monopolio, cosa fai? Allora potrebbero nascere delle alternative, però anche qua dal basso sembra veramente difficile. C'è qualche altra domanda? Allora, parto dal dire che non so bene come formularla questa domanda, è più una mia riflessione, ma secondo me, parlando del videogioco come mezzo, secondo me il problema sta proprio nel target, nel senso che il videogioco spesso viene visto come un qualcosa da bambini, viene visto come qualcosa per i giovani. E quindi secondo me invece rispetto magari al cinema, che ha un target molto più vario e generi anche molto più vari, quindi la mia domanda diciamo che va attorno al tema del: secondo voi come potrebbe essere possibile spostare il target proprio del videogioco, che magari adesso viene visto proprio più per i giovani, ma potrebbe essere promosso anche più per gli adulti, proprio per farli riflettere su temi magari di uno spessore maggiore come in Orsis? Secondo me quello che ha detto prima Andrea è molto giusto, cioè il problema del videogioco è che per poter essere apprezzato necessita di una formazione, per cui se non sai usare tipo la navigazione a doppio analogico, tutta una serie di giochi per te sono completamente inaccessibili. E se non hai imparato questa cosa quando avevi 11-12 anni è un casino impararla da grandi.
E quindi, tralasciando tutti i problemi di distribuzione, produzione che abbiamo discusso fino adesso, c'è un problema forte di linguaggio dell'interazione, cioè come facciamo a fare dei videogiochi che sono profondi e hanno tutte queste caratteristiche di prodotto alto, ma che sono anche super accessibili, come giocare al solitario sull'iPad, che può giocarci anche mio nonno. Come si fa questa cosa? Non l'abbiamo ancora risolta. E d'altra parte c'è anche proprio una questione di hardware, cioè abbiamo tutti delle smart TV in casa, ma non abbiamo degli strumenti per interagire con queste smart TV che non siano il telecomando. Un pochino Nintendo questa cosa l'aveva capita, intuita, infatti lui, o la Wii, non so come dite voi, è stato forse l'unico momento in cui abbiamo avuto cioè io mi ricordo a un certo punto tornavo a casa e c'era mia madre che giocava a Wii Fit, cioè davanti alla TV con una pesa, un telecomando, e dicevo ma cosa sta succedendo? E questa roba qua però è scomparsa un po' nel nulla e non si è mai trasformata dal sudoku al gioco narrativo. Boh. Sì, non ho molto altro da aggiungere. Sì, è un po'. Ci sono tante nicchie. Vabbè, poi in Italia questa idea del videogioco come prodotto per bambini sì, è ancora abbastanza forte, credo lo sia molto meno in altri paesi. Però diciamo anche nella mia bolla o a scuola dove insegno, sì, noto che semplicemente il videogioco sopravvive come tante piccole nicchie, che può essere non so, il ragazzo, la ragazza che ascolta la musica metal, gli piacciono un certo tipo di videogiochi, oppure la coppia di amici, lui e lei, che la sera giocano assieme a qualche gioco narrativo. Sì, più che altro lo vedo molto, il videogioco mi sembra che abbia attecchito, abbia preso piede, ad esempio nella mia bolla culturale, che è una bolla di persone universitarie con studi universitari che hanno studiato hanno fatto un certo tipo di percorsi di studi, però è difficile farlo attecchire al di fuori di questa bolla. Non so, sarebbe perché molte persone magari concepiscono il videogioco come il sudoku sul telefonino mentre si è sulla metro, e non c'è ancora uscito nessun sudoku che abbia un elemento di rottura tale da aprire il vaso di Pandora. Quindi non lo so. Una cosa interessante potrebbe essere magari che le piattaforme di distribuzione cinematografiche, come ad esempio Netflix o Amazon Prime, iniziassero a distribuire, ad esempio, lo fanno? Ma pensavo più alle visual novel o cose narrative, tipo magari alcuni giochi narrativi che possono avere dei punti di contatto, penso a Life is Strange, non lo so, o The Dispatch, che ultimamente è uno dei videogiochi narrativi che aveva fatto un discreto successo. Quel tipo di videogiochi lì mi sembrano molto pertinenti, ad esempio sulle piattaforme, magari da un punto di vista dell'interazione sono più accessibili e sono coinvolgenti, magari quella potrebbe essere un'operazione. Però Netflix ci sta provando, però con risultati un po' incerti. Non lo so, quindi non saprei. Durante tutta la presentazione o comunque l'intervista c'è stata questa analogia cinema-videogiochi, soprattutto nella distribuzione. Però non mi è chiaro perché venga fatta questa analogia. Mi spiego meglio. Steam è una piattaforma, è vero, non ce ne sono tante, quindi ha un monopolio di fatto, così come il PlayStation Network, il Nintendo Shop, il Play Store, l'App Store e similari. Però il numero di contenuti, videogiochi, sia mobile che poi in tutte le varie forme di console e PC, è
estremamente più ampio di quello del cinema, cioè il numero di film che viene prodotto ogni anno, che possono essere fruiti dal pubblico, probabilmente è molto più basso del numero di videogiochi che possono essere fruiti dal pubblico. Se, come sembra da questa chiacchierata, si vorrebbe avere una curatela, un'editoria più attenta alla distribuzione, non si rischierebbe allo stesso tempo di tagliare fuori tantissimi studi indipendenti e produzioni minori che magari negli anni invece sono stati riscoperti. Problema similare con la musica fino a pre-Spotify, prima anni 2000, era inaccessibile a chi non riusciva a raggiungere un'etichetta. Adesso su Spotify puoi tentare di farcela in maniera quasi completamente autonoma dalla tua cameretta. C'è il problema opposto di tutto il resto che porta una piattaforma come Spotify, però nessuno pensa cioè YouTube è un'altra piattaforma video, ma il cinema è un'altra cosa, sono due piattaforme distinte una è una piattaforma, l'altro è un mercato con una catena, distinte, che se ogni tanto si toccano nessuno va a dire perché il mio film non è distribuito su YouTube piuttosto che al cinema. Quindi la mia domanda è: non si rischierebbe di rendere questo mercato molto più inaccessibile a chi però vuole davvero creare e distribuire, se si iniziasse a mettere una maggiore editoria a un prezzo che sarebbe magari una qualità più alta, si spera, ma è la scommessa questa. Il problema è che è già così. Cioè già tu adesso tutti questi piccoli team che hanno 1000 possibilità su Steam in realtà non li scoprirai mai. Ce ne sono migliaia ogni giorno che finiscono in fondo all'algoritmo e che non verranno mai fuori. Senti soltanto parlare di quel 1 per 1 milione che per un allineamento planetario di fortuna, opportunità, viralità eccetera riesce ad emergere, e sempre ed esclusivamente per logiche di mercato. Quindi comunque quelli che ce la fanno ad emergere da questo gigantesco calderone di piccoli autori, piccoli studi, lo fanno esclusivamente per una combinazione di fortuna e commerciabilità, che diventa l'unico strumento di successo. Ma questo non cambia il numero totale degli studi che effettivamente ce la fanno e che sono sostenibili, semplicemente cambia la tipologia di filtro. Non filtriamo per qualità, filtriamo per successo commerciale. E questa cosa la vedi anche su Spotify, cioè anche questa promessa di Spotify degli inizi, lo vediamo oggi, si è molto esaurita, perché oltre al Justin Bieber che viene scoperto su YouTube, tutti gli altri finiscono nel nulla, e Spotify si tiene il 50% di tutti gli ascolti, e adesso spingono le canzoni fatte con l'intelligenza artificiale perché possono mantenere margini più alti, e decidono loro cosa ascolti tu, e ti mandano nel Discovery Weekly e te lo mandano, e tu come scopri la roba? Quindi non mi sembra che l'alternativa invece crei effettivamente. Cioè un tempo la pensavo anche io così, devo dirti, quando è iniziata la distribuzione digitale, diciamo dal 2006 con Xbox Live, 2010 appunto con l'apertura di Steam, 2013, però poi di fatto quando si è concretizzata e quando il modo in cui venivano messi a galla e portati in prima pagina i contenuti e quindi scoperti è stato completamente legato al elenchi di best seller, questa cosa mi è sembrata assolutamente esaurirsi. Per cui sì, è un rischio, ma mi sembra che l'alternativa sia equivalente o peggio. Il problema secondo me principale è che fare un videogioco è molto più complicato di quello che è fare un libro o un film, perché se io da lettore leggo un libro o guardo un film mi lascio guidare dalla storia. Se invece gioco a qualcosa mi aspetto di avere un certo ruolo nell'influenzare un po' anche la narrativa, no? E quindi lo sviluppatore deve prevedere un certo numero di opzioni che mi portano comunque a vivere un'esperienza interessante, che non è per niente facile. Infatti questo porta a dei costi enormi come sviluppo. Penso, non so, a Disco Elysium, che è praticamente un romanzo con 1 milione di parole, che ha uno sforzo enorme per poter avere una trama che è interessante anche se io scelgo delle cose che magari non erano un po' dentro il filone della storia, insomma. Quindi è uno sforzo che non è alla portata di uno sviluppatore singolo o di una casa editrice piccola, e richiede
un investimento molto forte e che non trova un riscontro, cioè non c'è nessuno che vuole rischiare di perdere questi soldi, queste cifre enormi che porterebbero a, diciamo, ad avere queste potenzialità come medium. Questa è un'osservazione che ha senso e si ricollega a quella precedente dal punto di vista dei formati, che forse era anche, cioè che è molto interessante quello che hai detto rispetto al fatto che ci sono piattaforme come Mubi in cui ci sono un certo tipo di film che hanno un certo tipo di formato e tu vai lì e vedi quella cosa lì. Invece il videogioco purtroppo non ha soltanto un problema di curatela, ma anche un problema di nomenclatura e di divisione di generi e contenuti. Cioè noi con la parola videogioco parliamo di Candy Crush, come parliamo di Fortnite, come parliamo di Roblox, come parliamo di The Last of Us. Cioè una parola, e anche i canali che distribuiscono questi contenuti li distribuiscono tutti assieme. E quindi questo crea tutte queste anche scompensazioni, per cui c'è il videogioco che ci si mette mezz'ora a farlo, che è venduto di fianco al videogioco che ha il budget da 300 milioni, che è venduto di fianco al gioco gratuito, che invece è un game as service che prevede degli abbonamenti o degli acquisti ricorrenti, e anche tutto questo aspetto non è stato assolutamente approfondito o affrontato, cioè di fatto non esiste neanche all'interno di Steam una suddivisione di formati, ma soltanto di tag, per esempio, per cui la gente che vuole giocarsi un gioco per una sera come un film per 2 ore e mezza come Horses non ha un modo per trovare questi giochi qua. Non so se anche questo è un tema da risolvere. Andrea, se vuoi aggiungere qualcosa anche tu, altrimenti chiuderei qui. No, sì, in merito a quello che diceva il signore, diciamo, mi sembra che adesso comunque il trend, visto la situazione, diciamo, dell'industria, visto l'aumento dei costi e in generale lo stato di crisi, c'è già comunque si sta andando verso una direzione di rimodulazione delle dimensioni produttive dei progetti per renderle più sostenibili. E dal punto di vista della narrativa ci sono vari tipi di esperienze interattive che ripensano l'interazione in maniera anche diversa rispetto a quella che ha citato lei, come ad esempio un videogioco inteso come una esplorazione di bivi narrativi, ad esempio come diceva prima Pietro, ci sono magari dei videogiochi che indagano più sul concetto di personaggio che ha un'autonomia indipendente rispetto al giocatore, lo stesso Horses, si ragiona sulle scelte come veicolo di espressione di un concetto o per dare un flavor, per dare un senso di incertezza che però non corrisponde effettivamente con effettivi bivi che aumenterebbero solo la difficoltà a livello produttivo e di scrittura. E quindi sì, magari almeno personalmente si cerca più di lavorare sulla mente, sull'emotività del giocatore e su dare un senso di incertezza o di flavor della scelta piuttosto che su effettivi bivi. Questa è la strategia che si può utilizzare per ammortizzare i costi. Oppure ci sono dei videogiochi dove la narrativa va avanti indipendentemente dal giocatore, e quello che fa il giocatore fare più run del gioco per andare a scoprire tutti i vari eventi senza annacquare la narrativa in miriade di biforcazioni. Comunque sì, ci sono tantissimi temi che si possono esplorare che non abbiamo affrontato dal punto di vista della narrativa, di come portare avanti una storia, del narrative design, però momentaneamente, visto il periodo di incertezza, la sfida più grande è rendere un progetto sostenibile, quindi trovare delle strategie tecnico-espressive, produttive, per provare a riuscire ad arrivare alla pubblicazione. Bene, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi, per aver condiviso il vostro punto di vista e la vostra esperienza, e
chiedo al pubblico di fare un applauso ai nostri ospiti. Grazie mille.